Buongiorno e bentrovati da Renzo Micheletto con una pillola dedicata ai prodotti DOP e IGP del Veneto, cioè prodotti a denominazione di origine protetta e DOP protetta appunto e IGP indicazione geografica. Nel Veneto ce ne sono 36, 18 DOP e 18 IGP. Quest'oggi parleremo di una IGP, e cioè del radicchio di Chioggia IGP, e proprio per questo abbiamo in collegamento il presidente del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP, Giuseppe Boscolo Palo, che salutiamo e ringraziamo per essere oggi qui in nostra compagnia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Presidente. Allora, come sta andando il consorzio del radicchio di Chioggia? Beh, le annate che stiamo vivendo non sono delle migliori, sia l'ultimo anno che quello precedente. Non sono andate molto bene. E per quali motivi? L'ultimo anno ovviamente il Covid, l'emergenza ha fatto sì che da marzo col lockdown si siano chiuse, come dire, l'export e l'Oreca, quindi due canali di vendita importanti per il nostro radicchio e come tanti altri prodotti ovviamente che ci ha molto penalizzato. Sì, senta Presidente, noi adesso mandiamo in onda una scheda, una breve scheda che presenta il prodotto, il radicchio di Chioggia IGP e ci rivediamo tra poco. Certo. Il radicchio di Chioggia IGP si produce da quasi un secolo in alcuni comuni delle province di Venezia, Rovigo e Padova. Nei territori di Chioggia e Rosolina si coltiva la tipologia precoce, mentre quella tardiva interessa i comuni di Chioggia, Cona e Cavarzere in provincia di Venezia, Codivigo e Corezzola in provincia di Padova, Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Portoviro e Loreo in provincia di Rovigo. La tipologia precoce è disponibile dal 1 aprile al 15 luglio, quella tardiva invece da inizio settembre al 15 marzo. Il radicchio di Chioggia IGP, dal sapore leggermente amarognolo, presenta cespo rosso, tondeggiante e compatto, leggermente schiacciato all'apice. Per entrambe le tipologie, il peso del cespo previsto dal disciplinare va dai 200 ai 600 grammi. Le foglie del radicchio di Chioggia IGP presentano un colore rosso più o meno intenso, con nervature centrali bianche, sono croccanti nel precoce e mediamente croccanti nel tardivo. Presidente, ci può spiegare un po' meglio la differenza tra le due tipologie precoce e tardivo? Beh, il tardivo praticamente viene seminato o trapiantato durante il periodo estivo, da luglio a agosto fino ai primi di settembre, poi per essere raccolto dal 1° settembre fino a metà marzo. Il precoce invece viene coltivato, viene trapiantato durante l'inverno, da metà gennaio in poi a scalare e viene raccolto dal 1° di aprile fino a metà luglio. Ovviamente il precoce ha bisogno di una forzatura sotto i tunnel per, come dire, far crescere la piantina e ripararla dai rigori dell'inverno. Ho capito. Senta, quanti sono i produttori di radicchio di Chioggia IGP? Ma noi abbiamo non tanti produttori, sono una ventina di produttori e poi 6 confezionatori. Il nostro disciplinare ci impone, ci dice di rappresentare queste due figure e comunque i confezionatori sono anche delle cooperative, quindi al loro interno hanno una capacità produttiva tale da consentire di coprire il mercato. Presidente, dove va a finire il radicchio di Chioggia? Dove va a finire? Quali sono gli sbocchi di mercato? Gli sbocchi del mercato, ovviamente in tutta Italia, c'è una destinazione nel nord Italia tipica dei radicchi, però fino alle isole. E poi anche in Europa, ovviamente, la Germania è la destinazione che è privilegiata, ma credo proprio l'abbiamo trovato e abbiamo canali commerciali con i paesi del nord, dalla Finlandia, Norvegia, Danimarca e quant'altro. Quindi è un prodotto che si espande per tutta Europa, sicuramente.
Senta, abbiamo solo accennato alle difficoltà dell'anno dovuto alla crisi per coronavirus e a parte questo, Il Covid, l'emergenza Covid è venuta come dire, è stato l'anno susseguente a un altro anno che per situazioni climatiche e per altri tipi di situazioni di mercato lo avevamo definito l'anno horribilis. Questo è ancora peggio se appunto rispetto all'anno prima abbiamo nel periodo primaverile, quindi del precoce, che il pezzo forte della nostra produzione, soprattutto dell'areale di Chioggia e di Rosolina, abbiamo perso il 60% di volume, di valore e il 45% di volume. Siamo stati costretti a buttare via, purtroppo, il prodotto per cercare di equilibrare la domanda con l'offerta, ma non c'è stato verso. Quindi sono 2 anni di piena crisi con delle prospettive, come dire, di nuovo rinascimento. Stiamo lavorando per creare delle condizioni per un rilancio strutturale del sistema radicchi. sì, e quindi qual è la cura nello specifico? E poi chiudiamo stava dicendo, state lavorando e quindi qual è la cura? Bisogna lavorare al di fuori come dire, di essere filiera, ma di fare sistema. Quindi i soggetti che si rapportano nella filiera sono gli stessi, i produttori, i sistemi cooperativi, la GDO. Ecco, un riequilibrio di questi soggetti per dare il giusto valore alla nostra produzione. Stiamo lavorando cercando di ottenere il catasto orticolo. Stiamo lavorando per definire una certificazione dei costi di produzione, bisogna che ci sia un soggetto che stabilisca questo e una come dire, forte promozione del nostro prodotto a marchio IGP rispetto a tutti gli altri ovviamente radicchi che ci imitano, ma che ci imitano e quindi anche dovuti a una immissione massiccia di ibridi che vengono prodotti poi in qualsiasi areale. Bene, Presidente, grazie. Siamo stati in collegamento con il Presidente del Consorzio del Radicchio di Chioggia IGP, Giuseppe Boscolopalo, che ringraziamo, salutiamo e noi ci diamo appuntamento alla prossima pillola con dei prodotti DOP IGP del Veneto.